Allora siamo con Angelo Squizzato, presidente del premio Gambrinus Mazzotti, 43esima edizione, più di 50 case editrici coinvolte, dei numeri che iniziano ad essere importanti e che confermano l'assoluta primazia di questo premio a livello culturale. Certo, una primazia perché è un premio che tratta argomenti di estrema attualità, l'ambiente, l'ecologia, il paesaggio, il modo di vivere e poi la nostra bella civiltà veneta. Questo è molto importante. Io sono felice, orgoglioso, tante case editrici, non poco più di 50, ma quasi 100 case editrici e tantissimi autori. Qui abbiamo premiato gli autori che hanno ricevuto altri premi a livello nazionale, grandi scrittori, vuol dire che se tante case editrici, se tanti scrittori si fanno giudicare dal premio Gambrinus Mazzotti, vuol dire che siamo un premio importante. E vorrei qui ringraziare tutti coloro i quali contribuiscono per questo premio, a partire dei miei consiglieri del direttivo. Poi vorrei rendere omaggio anche a chi in qualche maniera ha dato vita a questo premio, alla Anna Maria Mazzotti, che è la figlia del grande Giuseppe Mazzotti, un poliedrico scrittore bravissimo, e poi in particolare un omaggio ad Adriano Zanotto, che è stato veramente un protagonista del premio assieme a tanti altri. Grazie.